Erano previsti 12 milioni di euro, ne abbiamo già spesi circa 500.000, 498. Stiamo attendendo il rimborso di questi e l'anticipazione del primo 20%. Siamo come quelli che andati in banca, hanno chiesto un mutuo, la banca l'ha concesso, firmato il contratto di mutuo, noi abbiamo comprato casa e poi la banca ci dice no, guarda che i soldi te li do forse fra 2 anni. Voi capite bene che questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, si stanno mobilitando tutte le città d'Italia, tra l'altro delle diverse maggioranze politiche. È stato un errore clamoroso, io credo che possa e debba essere corretto. L'11 settembre va alla Camera questo provvedimento, alla Camera dei Deputati, progetti quello degli archi, della riqualificazione degli archi, del comprensorio di via Marchetti, dell'ex Biradrer, dell'ex Verrocchio, cioè tutti i progetti sui quali noi, in forza del contratto che abbiamo firmato con lo Stato nazionale a dicembre scorso, abbiamo mandato avanti le progettazioni esecutive, le abbiamo tutte consegnate allo Stato nei tempi e stavamo preparando le gare di appalto, cioè tutti i progetti più importanti di riqualificazione della città. Ma io voglio dire una cosa, noi andremo avanti perché faremo in modo che non ci siano scippati questi soldi alla città di Ancona come alle altre 96 città che avevano vinto quel bando. Faremo in modo di riprenderceli quei soldi e comunque i progetti li porteremo avanti. Noi i lavori non li fermiamo.